Il Mediterraneo è un ecosistema straordinario non solo dal punto di vista naturalistico e culturale, ma anche per il ruolo centrale che svolge nel turismo per le vie del mare. Oltre al settore crocieristico che negli ultimi anni ha visto importanti sviluppi, è fondamentale parlare anche del trasporto marittimo di linea. Traghetti passeggeri, collegamenti intercostieri e servizi di mobilità via mare sono elementi chiave per connettere territori, valorizzare le destinazioni e offrire ai viaggiatori un'alternativa sostenibile e affascinante per spostarsi tra le meraviglie del Mediterraneo. I dati che si riferiscono all'anno in corso parlano chiaro. Secondo un report della società Risposte Turismo, nel 2025 è previsto un aumento sia dei crocieristi movimentati in Italia che delle navi che toccheranno i porti tricolori. Le previsioni parlano di 15,3 milioni di crocieristi che raggiungeranno l'Italia, con un incremento del 6,9% sul 2024. Le toccate nave saranno invece 5.515, più 7% rispetto all'anno scorso. L'Italia inoltre detiene una posizione di leadership in Europa quanto al numero di passeggeri movimentati che nel 2024 hanno raggiunto la cifra record di 14,2 milioni, pari a un più 3% rispetto al 2023. Nel settore inoltre il Paese mantiene una posizione di primato in diversi comparti. È primo col 35% di passeggeri movimentati nel Mediterraneo, ma anche quanto a crocieristi imbarcati e sbarcati nel Mare Nostrum con un 45% e quanto al numero di scali cruise, e siamo a 61. È primo anche nella cantieristica con una quota del 40,5% sul totale UE per numero di nuove unità consegnate e in consegna tra il 2022 e il 2028. È in testa quanto a valore economico generato, con 15,6 miliardi di euro di impatto economico e 6,6 miliardi di contributo al PIL. E infine è prima anche per occupazione nel settore, con oltre 93.000 persone, pari a un peso del 25% sul totale in Europa. Il Mediterraneo è la seconda destinazione al mondo per interesse per quanto riguarda la cruise industry, come tu prima hai. È il secondo, dopo i Caraibi, è il secondo bacino più appetibile e più interessante, ma d'altra parte la culla della storia, basta pensare cosa è nato il Mediterraneo, la storia è nata nel Mediterraneo. Quindi è chiaro, ma non basta, oggi non basta più perché il Mediterraneo deve ragionare in sistema. Cosa significa ragionare a sistema? Significa che sia i passeggeri delle crociere che che i viaggiatori dipendenti devono avere la possibilità di connettersi con i territori. Sicuramente l'uso combinato dei traghetti e crociere ci consente di esplorare le località come se fosse un unico viaggio. Mi spiego. Spesso le navi da crociera arrivano nei porti e dallo stesso molo, come accade nel molo Manfredi a Salerno, trovano i traghetti dell'intercostiera e fanno l'escursione e possono visitare la costiera amalfitana. È un esempio che accade, di fatto questo rappresenta il 35% o 40% delle escursioni che vengono vendute a bordo. E quindi permette anche che tutti questi turisti si penetrano nella destinazione, quindi non solo a Salerno, ma assolutamente su tutta la regione che è di interesse, in questo caso la Campania. E il ruolo dei porti è un ruolo strategico e le vie del mare lo sono i traghetti, ma bisogna fare comunque un passo avanti, bisogna sviluppare questa rete in maniera indipendente, ma nello stesso tempo deve essere sotto un'unica cabina di regia. La destination marketing e manager, scusatemi, che esiste nel comparto cruise, a mio avviso potrebbe in qualche modo collaborare con le sue colleghe che però si occupano dei traghetti, perché comunque anche lì avviene la promozione, ehm, avviene la capacità di portare e di far arrivare i passeggeri a destinazione.
Certo, c'è molto da fare perché questa integrazione significa attrarre diversi segmenti di clientela e gestire Certo. meglio i flussi turistici, incentivando anche un soggiorno più prolungato alla scoperta del territorio stesso. L'integrazione è anche vero che richiede infrastrutture efficienti dei porti, servizi di prenotazione digitalizzati e anche una maggiore sinergia tra le compagnie di crociera, gli operatori dei traghetti, le autorità locali. Un modello virtuoso, perché sono andata a studiarmelo, un modello virtuoso di questo tipo può essere osservato in alcune destinazioni del Nord Europa, dove il concetto di seamless travel è già una realtà consolidata. Cioè esiste questa connessione tra il comparto cruise e i traghetti che operano e l'intercostiera. Esiste nel senso che insieme vengono fatti e vengono studiati anche gli itinerari. Quindi a maggior ragione abbiamo veramente un ampio margine per lavorare in questo senso. Il Mediterraneo dunque è una delle aree marittime più trafficate al mondo, non solo per il commercio ma anche per il turismo. Le vie del mare giocano un ruolo essenziale nella connettività tra le destinazioni costiere e le isole, fungendo da alternativa strategica al trasporto terrestre e aereo. Secondo il report di Risposte Turismo, si prevede dunque un incremento delle navi turistiche pronte a gettare l'ancora nei porti lungo la penisola. Entro fine 2025, come detto, si attendono più di 5.500 attracchi, più 7% rispetto all'anno passato. L'Italia consolida in questo modo il primato in Europa per quanto riguarda l'intero settore crocieristico. Nel 2023 ha registrato oltre un terzo dei passeggeri totali movimentati nel Mediterraneo. Dati positivi emergono inoltre anche sul fronte degli scali intermedi. Il 61% degli itinerari prevede almeno una tappa in uno dei porti della penisola. L'Italia in particolare fa la parte del leone fra le destinazioni dei turisti che utilizzano le vie del mare. Tra i primi 20 porti del Mediterraneo nel 2024 per traffico crocieristico dominati da Barcellona, ben 9 sono italiani. Civitavecchia al secondo posto con 3,45 milioni, Napoli al quinto, Genova al settimo posto, Palermo al decimo, Livorno al dodicesimo, Savona al quindicesimo, La Spezia al sedicesimo, Messina al diciassettesimo e Cagliari e a parimento con Venezia. Devo dire che quello delle crociere è un trend in forte crescita a livello nazionale e internazionale e noi devo dire siamo dei leader in questa crescita, siamo market leader in Italia, in Europa in generale, in Sud America, in Sudafrica e cresciamo un po' su tutti i mercati, come con investimenti molto importanti in nuove navi, in nuove tecnologie, ma anche nell'esplorare appunto nuovi segmenti. Quest'anno lanceremo la nostra nuova ammiraglia a Miami World America il 9 aprile e sempre a Miami inaugureremo il terminal da crociere più grande mai costruito al mondo, con oltre la possibilità di movimentare oltre 30.000 ospiti, un'operazione fatta insieme a Fincantieri, un'operazione a circa 400 milioni di dollari negli Stati Uniti. Detto questo, è anche l'anno in cui avremo il nostro brand del lusso Explora Journey, appunto, presente con entrambe le unità nel Mediterraneo tutta l'estate, quindi grande opportunità per i nostri ospiti per scoprire questo prodotto. Le autostrade del mare sono un miracolo italiano, ok? Quindi questa è una cosa bene da capire. Siamo in Italia, grazie al gruppo che io appunto ho l'onore di dirigere nella parte autostrade del mare, siamo i leader mondiali. Ma lo siamo grazie al fatto che siamo aiutati, ma perché si va a sostegno delle aziende, da presidenti di porti che fanno un lavoro magistrale. Sostenibilità ambientale, cambiamento climatico e sviluppo logistico sono i grandi temi del trasporto marittimo. Si guarda ad un futuro sempre più ecologico e green, non solo lato consumer, ma anche business. La sostenibilità e la transizione ecologica richiama l'introduzione di navi alimentate GNL o ibride per ridurre le emissioni. Gli investimenti dei cold iron, dove tra l'altro i porti italiani già accade e quindi già questa cosa saranno attiva prossimamente nei porti italiani in alcuni porti. E poi progetti
progetti di compensazione, emissioni e riduzione della plastica a bordo, ma già questa cosa si fa e si fa anche già nei terminal. Ecco, già nei terminal, che poi sono il biglietto da visita che hanno i passeggeri quando arrivano al porto, che questi arrivino attraverso le crociere o attraverso l'intercostiera, le vie del mare cosiddette, già ci sono già dei nuovi concept che funzionano. Sta cambiando nel senso che quest'anno sono previsti oltre 15 milioni di passeggeri solo in crociera, quindi significa che non è più un fenomeno. Quando lo sento ancora dire un po' rimango perplessa, perché 15 milioni, 14 dall'anno scorso, non sono più un fenomeno. È vero che il Covid, l'area del Covid è come se avesse in qualche modo cristallizzato e messo tutto dentro ad una bolla, ma in realtà poi non è così, perché poi il mercato è ritornato più forte di prima. Va attualizzato, ma le compagnie di crociera ci stanno lavorando costantemente, gli armatori investono su nuove navi, su nuovi itinerari che sono sempre più concepite per offrire al cliente, al passeggero, le esperienze. Le famose experience. Io vendo experience. Quante volte, Fabrizio, lo senti dire da tutti? Sì. Ma non è sbagliato, è così. Ma è anche vero che anche lì bisogna organizzarsi, fare le cose per bene. Cioè siamo non c'è lo spartiacque in cui in qualche modo eravamo finiti, perché la globalizzazione ci ha portato. È tempo di attraversarlo, e per attraversarlo tu lo devi attraversare diventando superlativo, dando dei prodotti, delle experience come le chiamano, che sono degne di questo nome, che non siano posticce, che non siano, cioè l'autenticità, ecco, non il ritorno, perché io penso che non si sia mai perso, ma sicuramente alimentiamo di nuovo l'autenticità che c'è nelle cose che offriamo, che vendiamo, che proponiamo. È già maturata da tempo la consapevolezza di quanto sia importante e strategico il trasporto via mare anche in ottica di rispetto dell'ambiente, decongestionando le vie su gomma da traffico ed inquinamento, ed oggi lo è anche di più con gli investimenti previsti dal PNRR per i Green Ports, perché benché siano rotte strategiche per il commercio, allo stato attuale è ancora molto elevato l'inquinamento che le flotte producono, e in un'ottica di sostenibilità ambientale, ai fini del rispetto degli ecosistemi, compreso quello marittimo, occorre avviare un processo di riconversione della tipologia dei carburanti impiegati e adottare nuove fonti di energia. Per un sano e corretto sviluppo delle autostrade del mare, all'insegna delle energie da fonti rinnovabili, occorre intervenire con misure di adaptation, riconversione e riqualificazione delle stazioni, delle loro infrastrutture logistiche, ovvero delle aree portuali, per un efficientamento energetico con la riduzione di CO2. L'efficienza energetica degli edifici portuali, l'efficienza energetica dei sistemi di illuminazione, l'utilizzo dei mezzi di trasporto elettrici, gli interventi sulle infrastrutture energetiche portuali non efficienti, la realizzazione di infrastrutture per l'utilizzo dell'elettricità e la riduzione delle emissioni inquinanti delle navi in banchina. Occorre considerare infatti che stare in una banchina per 10 ore per una nave da crociera inquina con la stessa quantità di anidride carbonica di 25 automobili di media cilindrata in un anno. Tra i giganti del mare esistono progetti di EcoShip che viaggeranno grazie a motori ibrido a GNL, acronimo di gas naturale liquefatto. Il progetto di elettrificazione con l'impiego di fonti rinnovabili non è solo destinato alle lunghe percorrenze, ma anche a quelle brevi, come i collegamenti fra terraferma e isole minori. Un processo non facilmente attivabile in tempi brevi, ma gradualmente. L'obiettivo è infatti raggiungere entro il 2050 il taglio del 50% di CO2, solo riducendo del 90% le emissioni medie della flotta mondiale. Obiettivo che rientra anche tra quelle delle azioni dell'Agenda 2030 contro il cambiamento climatico, che è attualmente una delle più grandi minacce per il pianeta. Per la sostenibilità dell'economia e dei trasporti in termini di vantaggi competitivi e di resilienza,
Il sistema delle infrastrutture dei trasporti non può esimersi dal rivisitare l'attuale processo di sostentamento e di riconvertire le strutture con il cambio e la sostituzione delle fonti a carbone con quelle rinnovabili. Ma quanto ci vorrà per creare un modello virtuoso come quello che esiste nel Nord Europa? Anche le compagnie che fanno passeggeri intercostiera, io penso semplicemente ai traghetti, no? Che posizionano, che portano i passeggeri dai porti di Civitavecchia ai nostri porti, perché parliamo in questo caso della Sardegna, anche lì hanno fatto dei miglioramenti, e quindi significa che quella è la strada, ma non basta. Perché dobbiamo leggerci, noi dobbiamo parlare con gli enti locali, quindi con le amministrazioni, dobbiamo raccontare, aiutare e supportare, perché io non posso limitarmi ad andare dal mio sindaco, dal mio assessore di riferimento e dire guarda, i negozi sono chiusi, per dire una cosa vecchia che ormai non è neanche più di moda perché grazie a Dio l'abbiamo superata. Non è mai stato questo, perché è stato i negozi sono chiusi, perfetto, allora per aprirli possiamo fare così, cioè arrivare con un progetto, quindi coinvolgere le associazioni di categoria, farli sentire partecipi, perché come dico sempre, un serio progetto trova sempre investitori, ma tu lo devi saper raccontare, perché se no rimane una lamentela fine a se stessa, un compito che hai delegato ad un altro semplicemente perché gli tocca per territorialità, ma di fatto poi non aiuta e non sviluppa il tuo obiettivo, che è quello di far entrare in connessione e quindi creare i flussi. Cioè, in questo un'altra parola sicuramente di moda che tu hai sentito è l'overturismo, giusto? L'overturismo. Sì. Tutti parliamo di overturismo, oh mio Dio, questa gente. Io sono d'accordo, è un attimo ad essere aggrediti da cioè 100.000 passeggeri, 200.000 passeggeri, 300.000 passeggeri, 400 in un anno, in un porto. Sono tanti, quindi in una città sono tanti, è vero, ed è un attimo ad essere aggrediti da tutte queste presenze. Bisogna organizzarsi, bisogna fare in modo che spalmare tutto l'anno il turismo, cosa significa? Che tu hai una destinazione che tutto l'anno offre i servizi. I traghetti tutto l'anno compatibilmente con le condizioni meteo dovrebbero poter lavorare, dovrebbero poter portare le persone nei luoghi che si raggiungono attraverso i traghetti, quindi le località aperte, capisci? Perché funziona così. Cioè, per avere i servizi li devi far funzionare tutto l'anno, perché poi se tu li metti in cantina a novembre e li riapri a marzo, chiaramente è concentrato da marzo a novembre e allora sì che diventa difficile per le attività, Diventa un collo di bottiglia poi alla fine, perché viene esatto, bravo, ridotto a diventa metà. un imbuto, bravo, diventa un imbuto. Invece noi dobbiamo allargare, dobbiamo rendere fruibile, certo, poi ci sono alcuni luoghi che sono baciati dal Signore, per cui, chiaro, vabbè, ma non possiamo pagarne lo scotto, cioè, no, voglio dire, comunque apriamo, comunque facciamo lavorare 12 mesi all'anno. Perché ormai è così, è cambiato. Non ci possiamo più permettere un mese di vacanze d'estate ad agosto come facevamo. Ormai è finita, è cambiata questa cosa. Dobbiamo adeguare le infrastrutture, gli operatori, li dobbiamo accompagnare in questo passo. Quindi ecco perché è importante il ruolo chiave di chi in qualche modo opera, coordina e sente l'altra parte, cioè sente i clienti. L'innovazione è un driver fondamentale per rendere il trasporto marittimo più competitivo e attrattivo per i turisti. Oggi le compagnie di navigazione e i porti stanno investendo in diverse aree per migliorare l'esperienza di viaggio. Le esigenze dei viaggiatori stanno cambiando, sempre più persone cercano esperienze autentiche, impatto ambientale ridotto e maggiore flessibilità nei loro itinerari. Le compagnie che sapranno adattarsi a queste tendenze avranno un vantaggio competitivo significativo.
In Costa noi ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso, che è quello di far riscoprire la meraviglia ai nostri clienti. E la riscoperta della meraviglia, quella meraviglia di visitare delle destinazioni, come dicevi, va ben oltre il arrivo in un posto, faccio un giro e ritorno in nave. Ecco, quindi l'obiettivo è quello sempre più di sfatare il mito della nave, della crociera come porto di somma di una serie di porti di imbarco e sbarco. Dunque l'obiettivo è quello di garantire un'esperienza completamente diversa ai nostri clienti, che inizia già prima di mettere piede a bordo delle nostre navi e che è caratterizzata soprattutto da una forte personalizzazione. In questo senso vanno tanti dei nostri investimenti, sia in termini comunicativi sia in termini di sviluppo di prodotto. Mai come in questi anni il segmento luxury sta avendo uno sviluppo enorme. Perché? Perché il famoso spartiacque di cui parlavamo prima, dove tu stavi a metà, ok? Si sta sempre assottigliando sempre di più e sta andando a scomparire nelle offerte da parte degli armatori. Quindi o tu trovi la crociera contemporary, quella dove hai un budget basso, fra virgolette, comunque hai un budget poi Diciamo hai quella dove vuoi accessibile. accessibile, bravissimo, e poi quella dove hai invece i servizi a 5 stelle dove stare, dove una cabina per una settimana ti costa 350.000 euro. È una realtà, esistono, ci sono un sacco di navi che adesso stanno entrando in itinerario con questa offerta. Esistono e arrivano, qualcuno arriva anche nel mio porto, ti devo dire, arriva in overbooking, cioè arriva con la totale capienza. Quindi come possono fare? Hanno già iniziato, nel senso che i soldi del PNR hanno aiutato moltissimo i porti italiani, per cui moltissimi porti italiani stanno facendo degli importanti sviluppi dell'infrastruttura, solidamento, insomma, stanno rendendo i porti accessibili. Quello che hanno fatto i porti spagnoli 15 anni fa. E si vede oggi, i porti spagnoli hanno dei numeri molto interessanti. La stessa cosa la stiamo facendo anche da noi. Noi abbiamo molti più porti, noi siamo la punta del diamante. La punta del diamante di questo sistema. Stiamo facendo tanti lavori e anche i terminal, nel senso che anche i terminal si stanno organizzando, si stanno sviluppando, si stanno affacciando sempre di più alle esigenze di quelle che sono la richiesta dei passeggeri. Per un terminalista, per un terminal, il mio cliente, paradossalmente adesso dico una cosa per cui rimani così, non è il passeggero, il mio cliente è l'armatore, il mio passeggero, il mio cliente finale, dal momento che, scusami, il suo ospite ritorna a bordo e lascia un feedback di gradimento sul porto, perché un comandante che si ritrova a bordo 2000 passeggeri che hanno scalato il porto di Vabbè, di qualunque esso meraviglia, sia. qualunque esso sia, di meraviglia, esatto, e ha trovato una città, un territorio che non era organizzato, per cui le escursioni non hanno potuto fare, insomma, e si ritrova 2000 persone che danno un feedback non sul porto, sulla compagnia, perché non ci dimentichiamo che per il passeggero è la compagnia che funziona male. Quando il traghetto di linea non riesce, è in coda, non riesce ad attraccare perché succede qualche cosa, perché può capitare che l'ormeggio, il pilota, no? Ritardo, questa Certo. cosa può succedere. Per il passeggero è la compagnia di navigazione, è la cruise line che funziona male. Quindi noi dobbiamo sempre ricordarci che i nostri clienti sono gli armatori ai quali dobbiamo decisamente rendere fluide le loro operazioni. Il Mediterraneo dunque è una delle aree più ambite per il turismo marittimo, ma deve affrontare sfide crescenti per mantenere la sua attrattività rispetto ad altre regioni emergenti come il Medio Oriente o l'Asia. L'obiettivo è rafforzare la competitività del Mediterraneo ad iniziare dalla diversificazione delle offerte turistiche. Non solo crociere classiche dunque, ma anche itinerari esperienziali legati all'enogastronomia, alla cultura e alla natura. Le destinazioni devono differenziarsi
e puntare su identità uniche. I nostri siti Pestum e Velia sono patrimonio dell'umanità, quindi sono entrambi dei siti UNESCO, quindi noi abbiamo davvero un pubblico di scala globale. Siamo all'interno di un sistema museale nazionale, quindi noi ci rivolgiamo ovviamente a un pubblico italiano e dobbiamo posizionarci quindi all'interno di questo sistema, e poi per noi rimane fondamentale il nostro territorio, un territorio in cui la cultura, cioè nel brand positioning per noi è importante che la cultura si ponga in costante dialogo e conversazione con delle realtà invece che sono anche molto diverse sul nostro territorio, quindi nel riflettere sulla nostra identità dobbiamo sempre tenere conto quindi anche di tipi di pubblico che sono molto diversi e che si stanno trasformando moltissimo, quindi l'idea sempre di cercare di conoscerli meglio. Anche negli ultimi anni a seguito dell'emergenza sanitaria sono cambiati, si sono modificati, e quindi è un costante monitorare poi per aggiustare ovviamente le nostre strategie di brand positioning. Gli altri obiettivi saranno il miglioramento delle infrastrutture portuali, investendo in servizi innovativi per rendere i terminal più efficienti e accoglienti, una gestione sostenibile e intelligente del turismo, con il rispetto dell'ambiente al centro di ogni sviluppo futuro, e la cooperazione tra paesi e stakeholder. Il Mediterraneo è area vasta e diversificata, e per rimanere competitivo è necessario uno sforzo congiunto tra governi, compagnie di navigazione e operatori locali. Creare reti di collaborazione, come già avviene in alcune regioni con il concetto di cruise clusters, può aiutare a valorizzare l'intera area. La digitalizzazione oggi è un altro di quei grandi temi sul tavolo. E la digitalizzazione, quindi rete wifi, il nostro porto è tra quei 21 porti che hanno attivato una wifi gratuita potente, quindi diciamo che questo è il principio fondante per lo sviluppo poi di un concept che sicuramente guarda verso operazioni più snelle, quindi biglietti elettronici, le app integrate dove tu puoi acquistare le tue escursioni, le puoi gestire, puoi andare combinato. Mi spiego, vado ad Amalfi con il traghetto e poi ritorno con l'autobus di linea che mi permette questo di visitare e di vedere via terra altre cose. Quindi assolutamente, ma parte veramente tutto dagli attori che si parlano e che hanno un progetto comune. Quindi il porto non può parlare da solo di digitalizzazione, scusami. Il tour operator non può parlare, cioè dobbiamo parlare insieme di un'unica offerta, che è quella turistica, che ti dirò anche di più, che è quella del Mediterraneo. Io lo dico sempre, quando andiamo nelle fiere all'estero, per me il focus è sul Mediterraneo, sui porti italiani. Poi parliamo della Campania, non esiste un porto concorrente all'altro, esiste un sistema integrato di itinerario di offerta. Io con alcune mie colleghe di altri porti, noi facciamo della promozione di itinerario, andiamo dagli armatori con un itinerario ben preciso. Perché? Perché non ha molto senso parlare di concorrenza. Secondo me vince il sistema turistico del Mediterraneo che ci riguarda. Vincono i nostri porti. Beh, poi soprattutto la zona del Mediterraneo, che è una delle più ambite per quanto riguarda il turismo marittimo, sicuramente Certo, va pensato non come ragione. compartimenti stagni. Assolutamente sì, questo in generale, qualunque sia l'obiettivo di un'azienda, bisogna pensare in maniera agile, come direbbe qualcuno. Bisogna affidarci, dobbiamo coinvolgere i ragazzi, dobbiamo coinvolgere chi si affaccia a questa professione, facendo un passaggio generazionale organizzato. Cosa intendo per passaggio generazionale organizzato? Intendo un coinvolgimento di chi fra un po' decide di fare altro nella vita, perché a me mi piace vederla così, no? Io mi immagino fra 10 anni che sto facendo un'altra cosa.
Ma questi 10 anni io vorrei, se avessi l'opportunità, cioè dovremmo pensare ad un progetto di integrazione dei ragazzi, di chi domani si occuperà di turismo, che sarà sicuramente diverso da come ce ne occupiamo oggi, ma secondo me le basi che noi gli possiamo dare aiutando in una formazione, e qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo enorme sulla formazione, gli darà una marcia in più, cioè potrà fare in certi casi, perdonami, la differenza. Se il Mediterraneo saprà adattarsi e innovare, continuerà a essere una delle destinazioni più ambite per il turismo marittimo, garantendo crescita economica e benefici per le comunità locali.